professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Natalia. Oggi noi parliamo di gennaio, una cosa a caso naturalmente, di una tale banalità, sconcertante banalità, però noi dobbiamo sempre ricordare che gennaio è un mese che viene protetto, quindi battezzato e protetto dall'antico dio Janus, Giano, volgarmente l'italiano Giano, il quale poi è raffigurato, oltre che nella versione classica della medaglia della doppia faccia, anche dalla porta Janua. Vedete il legame fra le parole, qui decisamente di origine latina. Ma parleremo anche di Balmamion, il grande ciclista che ha compiuto ieri 86 anni, è un ciclista molto particolare e vi spiegheremo perché. Poi parliamo di Brigitte Bardot. Brigitte Bardot se n'è andata in cielo praticamente verso la fine dell'anno scorso e ha lasciato una scia di polemiche. Leggendo i giornali di ogni genere, riviste di ogni genere, noi ci rendiamo conto che la fama, la figura, il ruolo di Brigitte Bardot nel bene e nel male era davvero eccezionale. Ma siccome parliamo di cultura popolare, noi la vedremo in filigrana dal punto di vista del mondo dove si parla la lingua italiana. E quindi vi preannuncio qualcosa di interessante, spero. Avremo modo poi di vedere come sta ritornando in pista, in età non più imberbe, anche il cantante Drupi, quello di Serenoè. Drupi, alias Anelli, di cognome, pavese, ha un bel passato, anche se non è riuscito a raggiungere magari il successo di un Morandi e Celentano, però è una figura interessante che è stato malato nell'area polmonare e adesso ha la possibilità di ritornare sotto i riflettori. Ancora la rivista Cotto e Mangiato, è una rivista che parla, come si evince dal titolo, di cosa mangiare, e questa volta, in questo numero, ultimo numero, ecco la proposta di ritornare alle polpette. Polpette se ne fanno in tutta Italia, ma specialmente al nord. La polpetta, in milanese mundeghili, è una delizia del palato, va rilanciata. E poi la Lucchesia, la terra di Lucca e dintorni che si estende fino alla Versilia, al centro di uno dei meridiani, sapete, la bella collana che ci illustra tutte le località, le regioni e le nazioni del mondo che trovate in edicola. Certo, quest'ultima parte un po' legata ancora all'edicola sembrerebbe, come dire, favoleggiare ancora i tempi d'antan, quando non c'era la presenza onnipervasiva dei social e della TV. Ma noi dobbiamo pensare che non morirà tanto facilmente. Per usare una perifrasi cara allo scrittore Buticchi, venderà cara la sua pelle, la carta. Vedremo, venderà cara sicuramente la sua pelle. Allora, Janus, il dio dalla doppia faccia, straordinario. Trovo nella mitologia greco-romana, nella fattispecie romana antica chiaramente, trovo questa figura di un fascino estremo.
Lo trovo molto attuale perché c'è una doppiezza che è tipica della nostra epoca. Abbiamo già ampiamente esaminata questo problema della doppiezza. Ha due facce, Giano, una faccia che guarda verso il passato e una che guarda verso il futuro. Quindi una faccia di un certo genere e una faccia di un altro genere. Siamo sicuri che gli esseri umani non abbiano tutti una doppia faccia? Questo, no? Il punto della questione. Ma gennaio rappresenta meglio di tutti gli altri mesi questa doppia faccia, proprio perché gennaio guarda ancora all'anno precedente da una parte e all'anno successivo dall'altra. Sono molte persone che continuano a dire sì, siamo nel gennaio ma del 2025, no? Non capiscono che siamo già entrati nel 2026. Capita, ma questa è una banalità. In realtà noi ci portiamo ancora dietro il fardello dell'anno precedente e cerchiamo di capire cosa possiamo realmente fare a partire proprio da questo mese di gennaio nell'anno che verrà. È una dimensione che, diciamo, vacilla tra la storia, la memoria, la ricerca del passato e il presagio, la previsione del futuro. Guardate che tutte le discipline umane, gli antichi lo avevano capito perfettamente, sono discipline che parlano o del passato o del futuro, mai veramente del presente. Parlano del passato perché pensate all'economia, pensate l'arte, pensate tutte le attività umane, la scienza, eccetera. Comunque si riferisce a qualcosa che è stato costruito nel passato, anche nel recentissimo, ma pur sempre passato. E dall'altra parte esercita ogni disciplina umana una sorta di previsione. Inutile, diciamo così, mettere sulle spalle, che so, degli astrologi, dei meteorologi, cioè solo dei veggenti la previsione del futuro. Tutte le discipline fanno una previsione del futuro. Se voi accendete una qualsiasi radio, televisione o qualsiasi fonte di informazione, sentirete persone che vi diranno appunto sì, nel 2026 ci sarà una ripresa oppure ci sarà una crisi, poi arriveremo nel 2027 ad accumulare quel debito, quel credito e compagnia bella. Spesso e volentieri le previsioni non ci azzeccano, direbbe quel famoso personaggio molisano, perché la mente umana non riesce appunto fino in fondo quello che può effettivamente succedere. Si dice il futuro è nelle mani di Dio, qualsiasi futuro. Per cui certo viene la tentazione a tutti, quindi quando agisce quella faccia della medaglia di Giano, viene la tentazione a tutti di dire ma guarda, io sono in grado di capire che cosa, secondo me andremo verso quella soluzione. Poi si scopre che la realtà supera sempre l'immaginazione, supera la fantasia, supera la proiezione mentale. D'altra parte, ecco il fascino del personaggio e quindi del mese di gennaio, d'altra parte noi non possiamo fare a meno di fare delle previsioni nel bene o nel male. Ci sono i famosi pessimisti, tragicamente pessimisti, no? Che cominciano a scrivere testamenti, anche se hanno 40-50 anni e sono ottimamente messi di salute. Ci sono invece gli ottimisti che, insomma, il lato opposto dell'occhio, vedete sempre due occhi, sempre due il numero magico. La faccia di Giano che guarda il futuro c'ha due occhi, la faccia di Giano che
guarda il passato, c'ha due occhi. Insomma, l'occhio più ottimista è quello che vuol vedere delle belle soddisfazioni. Immagina, sulla scorta di qualcuno che suggerisce simili paesaggi e contesti, una rivoluzione favorevole a sé, alla propria vita, o più in generale, pensando collettivamente, una svolta, come si suol dire, per il proprio paese. L'altra, quindi chi invece si volge al passato preferisce rifugiarsi appunto in un mondo più sicuro, perché sappiamo effettivamente com'è andata, lasciandosi andare ai ricordi, alle nostalgie dei bei tempi andati, naturalmente. Sì, è facile, è confortante fare questo. Io stesso, come molti appunto, si lascia letteralmente risucchiare dai ricordi d'infanzia. Sentivate stamattina su queste onde appunto parlare l'ospite di Sammy Varin, che appunto citava una bella iniziativa che verrà esercitata a Gallarate, dove si mettono in scena i cantanti di un passato che non è neanche più recentissimo, insomma, degli anni 60, 70. E lì automaticamente questo risucchio, questo ritornare indietro, questo ritorno, si dice, all'utero materno, espressione di impianto psicanalitico, quindi gestita spesso da Freud e soci, oppure anche da altri letterati come Pascoli, no? Che amava molto questo concetto di ritorno all'utero, che è sicuramente significativo nella misura in cui, magari sfidando anche i sostenitori dell'aborto, si vorrebbe ritornare a vivere nella tranquillità del ventre materno. Così è fatto l'essere umano, ma così si dispone anche una forma di sfida nei confronti di se stessi, perché gennaio è proprio il mese in cui si mettono giù tutti i programmi, no? Io mi ricordo da giovane che verso la fine del mese di gennaio cominciavo a fantasticare sulla carta geografica, che ho sempre amato da morire, la carta del Turing, non per far pubblicità, o carte geografiche Atlanti vari, immaginavo dove sarei andato d'estate. Magari una strana giornata di fine gennaio, già luminosa, con le ore solari che avanzano fin verso le 6, le 7 del pomeriggio, ecco che scatta questa immaginazione, questa volontà di anticipare quello che poi avverrà dopo mesi. E quindi è un gioco, non dimentichiamo mai questa dimensione ludica, e Giano lo rappresenta molto bene, no? Si gioca col destino, con la vita, si scherza, si rischia anche sotto questo punto di vista, di pensare a qualcosa che non avverrà o non avverrà mai nella forma in cui l'abbiamo effettivamente immaginato. Però l'essere umano non può fare a meno di immaginare. E la città, l'abbiamo detto altre volte, ma lo ribadiamo, che è legata, la città italiana, italofona, che è legata più a Giano, è sicuramente Genova. Letteralmente appunto la città della Janua, della porta, e quindi la città di Giano, che immagine che rappresenta sia la posizione geografica tra il Mediterraneo e la cosiddetta Padania, sia questo porto eccezionale naturalmente, che prepara il futuro proprio in maniera solerte, no? Dai camalli, che sono i miseri lavoratori, fino agli ingegneri o ai capitani,
di navigazione, ma anche direi un po' il carattere genovese, che io riscatto dalle banalità, solite banalità che passano, che sono magari malizie, vero, tradotte dalla bocca di altre città, quindi di abitanti di altre città che invidiano questa posizione privilegiata dei genovesi, di essere la porta tra due mondi, ma anche dico il carattere in senso buono, proprio perché il genovese è al tempo stesso attaccato al suo passato. Mi vengono in mente certe commedie di Gilberto Govi e le canzoni tipiche della città, in particolare quella che racconta di un genovese emigrato in Spagna che ha voglia di ritornare prima della morte sotto la lanterna. Ma più in generale, appunto, vi sto dicendo, legato al passato, ma anche con questo gusto buono, costruttivo del risparmio e della progettualità pignola, è pronto a edificare un futuro corrispondente alle proprie esigenze. Quindi, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, so che ce ne sono appunto anche da Genova, non preoccupatevi quando io dico Venezia risorga alla fine della trasmissione. A volte ho detto anche Genova risorga. Sono le due città che, diciamo, un padano di pianura ama entrambe da morire. Sono le città in cui appunto, ecco ancora il Dio Giano, io stesso, ma so di altri adolescenti, sognavamo di abitare quando eravamo ragazzi. Sognavamo appunto di fuggire dal piano nebbioso per raggiungere Genova o Venezia. Ricorderete che addirittura, visto che siamo in cultura popolare, verso la fine del 78 un certo personaggio lombardo andò a Portobello a proporre la spianata del Passo del Turchino, per far sì che al tempo stesso uscisse la nebbia dalla Padania interna e si potesse poi arrivare più velocemente a Genova. Adesso tra poco si arriverà, l'ho già detto in una mia trasmissione del 25, si arriverà veramente in maniera molto veloce con dei treni super veloci da Milano a Genova. E al tempo stesso con un super treno preconizzato e illustrato dallo stesso Zaia, che anche lì in un'altra ora, cioè sempre in un'ora, ecco, divorando il terreno padano, arriverà, si spera davvero, da Milano a Venezia. Così i nostri sogni di piccoli Giani dell'infanzia si avvereranno. Ma quando? Noi vedremo tutto dall'aldilà, mi sa, se va avanti così. Ma perdonate questa battuta macabra. Allora, Giano è l'essenza stessa, l'avevano capito gli antichi appunto, del vivere umano, dello sperare e anche un po' dell'amare, perché l'amore è quel sottile filo che tiene unito le due facce della medaglia, le due facce di Giano. Francesco Petrarca l'ha illustrato benissimo. Perché cosa diceva in molte poesie Petrarca? Io amo quella persona per quello che è stata nel passato, anche se so che il presente non è esattamente uguale a quel passato, ma io lo rivivo attraverso il presente e al tempo stesso con un atto di fedeltà assoluta, perché sennò che amore è, la amo per sempre. E quindi rivolgo con la faccia, col lato B della medaglia di Giano, rivolgo il mio sguardo verso l'infinito futuro, perché ovviamente noi siamo stati educati a pensare
che si ami la persona amata per sempre, no? Come Venezia o Genova. Allora, è così la vita. Janua, appunto, questa porta che si apre e si chiude. Pensate proprio alla porta di casa, no? Quante volte l'avete aperta e l'avete chiusa? Avete usato quelle chiavi. Voi non sapete se uscite la mattina da quella porta a cosa andate incontro. Volgete un immaginario sguardo di Giano verso una felicità che non è assicurata. Quando ritornate a casa sperate che nessuno abbia violato il vostro appartamento, può capitare oggi, come sapete, e quindi ritrovate quella tranquillità, quell'ovattato utero materno che avevate lasciato la mattina. Questo è il senso di gennaio, perché gennaio appunto esprime meglio, col calore domestico rispetto al rigore che trovate fuori, esprime meglio questo umore nei confronti del mondo. Brigitte Bardot, è morta una diva, non abbiamo avuto modo di commentare direttamente la sua morte perché ci sono state le vacanze di Natale. BB, come è stata sempre chiamata, no? E la lettera B, secondo me, è una lettera meravigliosa che batte la A, perché la A, appunto, direbbe Giano, è l'inizio di un mondo futuro, ma B è la sua realizzazione. A noi interessa come l'Italia vedeva Brigitte Bardot. Io vi assicuro che negli anni 60, 70, ancora 80, Brigitte Bardot per gli italiani era un mito assoluto. Implicita la rivalità, implicita, anche se non diretta come Gioco al massacro, ma la rivalità fra BB e Sofia Loren, due figure antitetiche, no? BB uscita dall'atmosfera boreale del nord dell'Europa e Sofia Loren prodotto di un Mediterraneo caliente. Due destini anche completamente diversi come scelte, gusti, orientamenti, eppure due dive che hanno tenuto attaccato al cinema milioni di persone. BB veniva vista come una persona, è stato detto giustamente, libera, certamente, cosciente della sua bellezza, molto particolare, devo dire, una attrice che aveva sconvolto, rivoltato il cinema per le sue provocazioni, ma aveva anche sconvolto per alcune scelte dopo la prematura fuoriuscita dal contesto artistico, attraverso appunto il suo animalismo forsennato, che non tutti condividevano. Chiaramente c'era comunque una forma di ammirazione, ma quello che poi in realtà personalmente non ho apprezzato molto in questi giorni, perché ancora, se andate in edicola, le riviste sono piene di immagini di BB, poche altre dive si possono permettere di vedersi commentate post mortem così a lungamente. E non mi è piaciuto l'accusa che qualcuno ha fatto di mignottismo. In che senso mignottismo? Cioè lei si sarebbe venduta agli uomini, avrebbe accettato l'immagine di essere una libera esercitatrice di sesso negli anni 60 per diventare famosa. Non capisco, cioè dunque premettiamo un fatto. Il cosiddetto mignottismo, cioè volgarmente detta puttaneria, gusto della prostituzione, è stato esercitato sia dal maschio che dalla femmina dall'antichità dei tempi fino ad oggi. No, si dice il mestiere più vecchio del mondo. Ora,
traslare questo concetto per esempio dalla dimensione peripatetica delle strade, no, che è quella che primamente ci viene in mente, al mondo del cinema, dello spettacolo, dell'arte, della società, del costume, è sempre molto ma molto rischioso. È molto rischioso perché noi finiamo per dare o etichettare delle persone appunto come P puntini puntini al maschile o come P puntini puntini al femminile, semplicemente perché si sono comportate in una certa determinata maniera. Ma scusate, adesso io non sono sicuramente il paladino dei liberi costumi, non è nel mio stile, però che cosa poteva fare una donna come Brigitte Bardot, che comunque era sempre al centro dell'attenzione, corteggiatissima, ha avuto un certo numero di uomini come tante donne hanno avuto e come tante donne sono state compagne di uomini, così tanti uomini hanno avuto tante donne al mondo, cioè che cosa purtroppo, cioè, se diciamo così ci atteniamo a un modello di purezza assoluta, penso che siamo lontani dalla realtà, perché la realtà è diversa, non lo dico con gusto anarcoide, lo dico per realismo naturalmente, no? Quindi effettivamente innanzitutto l'amore non è facile, questo è poco ma sicuro. Le persone di buona volontà e che sicuramente amano il senso ultimo delle cose della vita, al di là della dimensione religiosa, lo cercano e fanno in modo naturalmente di trovarlo, ma non sempre lo si trova subito, e poi naturalmente le vicissitudini sono tante che a volte non è la molla sessuale neanche che porta al catalogo, al collezionismo, non è la molla sessuale, è appunto la ricerca reale di qualcuno che non si riesce a trovare. Quindi io adesso non sto scusando in senso assoluto, ma non mi è piaciuta, perché cioè, se il mondo tradizionalista si riduce a fare il moralista, perde smalto. Non è che il tradizionalista deve difendere le tradizioni dando del puttano o della puttana a tutti. No, non è così che funziona, secondo me. Brigitte Bardot è stata una grandissima attrice, è stata una donna di un fascino notevolissimo, qualcuno anche giustamente l'ha chiamata tipologia cane pechinese, ma il cane pechinese ha il suo fascino, no? Va bene, de gustibus, c'è chi preferiva Sofia Loren, c'è chi preferiva Virna Lisi, bellissima donna. Fate quello che volete, ognuno è libero di dire e di esprimere dei gusti estetici, ma non condanniamo, specialmente post mortem, delle persone. Non condanniamo, non mettiamole subito nell'inferno, per favore, perché non è un esercizio utile a nessuno. Ecco, quindi ricordiamocela nei suoi lati più costruttivi, naturalmente, anche come animalista, perché no? Io personalmente non sono un animalista, ma che vuol dire? Però io ammiro le persone che amano gli animali, li ammiro, anche se non sono un animalista. Cosa vuol dire? Perché se loro vivono questa realtà, questo attaccamento in maniera sincera e profonda, facendo dalla loro vita una missione, ben vengano. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, la tolleranza la conosciamo o non la conosciamo? La tolleranza è lo strumento principale dell'esercizio della libertà. E quindi chiudiamo qui questo siparietto, oserei dire, con BB, naturalmente, che rimarrà nella memoria comunque come colei appunto che ha rinnovato il cinema in senso lato con alcuni film importanti, interessanti, stimolanti naturalmente. Non mi sembra che ella appartenesse a un genere erotico pornografico come altre dive, e ci sono state sicuramente, e comunque non mi pare neppure, e chiudiamo, che ella abbia agito secondo quei moduli famosi tipici dell'attualità del Me Too,
del tipo appunto sono stata molestata da questo, sono stata molestata da quest'altro attore, regista e compagnia bella. Non ha mai fatto la vittima o la vittimista. Franco Balbamion è stato, ma lo è ancora potenzialmente perché è in vita e siamo sicuri che corre, cioè usa ancora la bicicletta, anche se non è il più, avendo 86 anni compiuti ieri, pensate un po'. Ma chi è Franco Balbamion? Certo, a dopo. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a te la... Sì, grazie. Allora, Franco Balbamion ha compiuto un record, ha vinto 2 giri consecutivi nel 61 e nel 62. Domande da tipo chat GPT, no? Da intelligenza artificiale. Dove è nato? È nato a Nole, una bellissima località del torinese. E mi ascolto da Torino e dintorni, deve essere fiero dell'esistenza di Nole, ma anche di tantissimi altri paesini dell'ovest torinese. Il cognome è un cognome, come sentite appunto, di eco e sfondo francofono, diciamo già da giovanissimo si distinse per le sue capacità di tenuta, quindi non come velocista, non come cronografo, da vedere solo cronometrista, ma proprio come passista di tenuta e resistenza. Ma l'originalità di questo uomo che è arrivato a compiere ieri 86 anni e sembra ancora veramente un giovanotto, è quella di avere vinto 2 Giri d'Italia. Personalmente li ho seguiti sempre tutti i Giri d'Italia. Non piace questo mio gusto ai filocalcisti, va bene, dovete rassegnarvi. Io amo il ciclismo. Allora, il nostro Franco, poi ce n'è un altro Franco famoso che vi dico, ma intanto Franco Balbamion cosa ha fatto? Ha vinto 2 Giri d'Italia nel 61 e nel 62, appena dopo la fine di Coppi. Quindi Coppi muore inopinatamente per aver contratto una brutta malattia in Africa nel 60 e nel 61 parte il Giro d'Italia senza Coppi e si cerca un nuovo campione. Si scopre Franco Balbamion. Siamo nel 61-62, ma qual è l'originalità? Che lui non vince nessuna tappa. Che galantuomo! È l'opposto del cannibale Bers, che pure io ammiro moltissimo, al quale faccio tanti auguri di pronta guarigione perché non sta benissimo. Eddie Merckx, il più grande ciclista di tutti i tempi, secondo me, ma Franco Balbamion è l'opposto perché è stato l'opposto perché lui, questo singolare rappresentante della frontiera franco-padana, franco-italiana, ecco appunto, non si è scomodato a umiliare gli altri con le vittorie di tappa, no, tranquillo, lui andava tranquillo allo stesso passo tutti i giorni e vinceva 2 Giri d'Italia consecutivi.
il 61 e il 61-62 erano tempi meravigliosi, dove appunto l'assenza improvvisa e drammatica del grande ciclista Coppi, un altro grande piemontese però della zona del Tortonese, ebbene l'assenza lasciava un vuoto apparentemente incolmabile, perché non era poi venuto poi all'orizzonte, non era ancora arrivato un Felice Gimondi e un Eddy Merckx, un Bernard Hinault e quant'altro. Jacques Anquetil correva il Giro d'Italia, ma doveva accettare la grande vittoria di Franco Balmamion. Un sorriso meraviglioso, secondo me. C'è una fotografia che ritrae Franco anche assieme alla mamma che lo accudiva. Ecco, questo rapporto sempre molto forte con chi è in grado, insomma, di stabilire anche il tuo destino, educandoti in una certa maniera. E c'è la fotografia invece che io vi ho proposto nel promo, con sullo sfondo il Castello Sforzesco di Milano, presumibilmente la partenza di una Milano-Sanremo, con la maglia della Molteni. La Molteni è stata una squadra di ciclisti, scusate, che ha avuto un successo enorme, sapete, Briantea, Brianzola, con una tanta e tanta capacità di preparazione dei manager nel modo di salire sulla sella. È stata poi la stessa squadra di Merckx e di Gianni Motta, mi sembra. E anche qui oramai vacilla la mia capacità di fare il Diogiano del passato, sta vacillando perché non è facile. Michele Dancelli, e anche lui è stato un grandissimo ciclista bresciano che è venuto meno all'età di Balmamion qualche giorno fa, ma appunto Balmamion resiste ed è sempre pronto a dimostrare appunto come si corre, come deve correre un grande campione. Onore a Franco, perché Franco ha dimostrato, poi comunque è andato avanti ancora una decina d'anni a correre, ma con le 2 vittorie al Giro del 61-62 ha dimostrato appunto che si può vincere senza vincere. Non è un gioco di parole, è stato un galantuomo, gli auguriamo ancora tantissimi anni. Non so quante radio tra ieri e oggi hanno ricordato questa figura davvero eccellente, questa figura padana, alpina, davvero eccellente, che deve essere preso a esempio di tanti. Tempo stesso chiudo col ciclismo. L'altro grande Franco è Bitossi. Franco Bitossi è arrivato a 81 anni, della zona del Fiorentino, e veniva chiamato Cuore Matto perché erano i tempi in cui Little Tony cantava Cuore Matto, ma veniva chiamato così perché improvvisamente durante le corse si fermava con un battito eccessivo del cuore. Grandissimo campione anche lui. Non dimentichiamoci di questi assi del ciclismo che hanno regalato nei tempi del PUM o poco più delle gioie immense al pueblo padano e italiano. Un altro personaggio oggi che voglio tirare fuori dal mazzo è sicuramente il bravissimo Drupi. Drupi è un cantante pavese che ha cantato diverse canzoni importanti, ma soprattutto Sereno è. Un cantante che si ritrova anche lui oltre, mi sembra, gli 80, adesso poi è sempre difficile tenere l'anagrafe perché siamo in un mare magnum di notizie non sicurissime, ma mi sembra che sia così, e ritorna con una nuova canzone che poi commenteremo. È bello vedere questi cantanti
che sono stati un mito per noi negli anni, in questo caso per Drupi negli anni '80, che riescono sicuramente a spopolare ancora oggi, non sfruttando quella nostalgia di cui dicevo prima, no? Stupida, ma riproponendosi magari sotto nuova luce e sotto nuova forma. Molti di questi cantanti hanno chiesto, avanzando con l'età, di poter ritornare a Sanremo. Ci sono tantissimi esempi, cantanti 60, 70, 80 molto bravi, che non famosissimi, no, come Morandi, Celentano, Mina, eccetera, che però hanno fatto richiesta di tornare a Sanremo. Fateli tornare a Sanremo, per favore, faccia qualcosa Conti, faccia qualcosa i responsabili di Sanremo. Giustamente Semmi citava stamattina Sanremo mettendosi le mani in testa, perché preconizza un disastro, ulteriore disastro probabile. Semmi sicuramente ne sa più di me, ma quello che voglio dire è che queste persone non sono vecchie, queste persone che noi abbiamo amato perché con le loro canzoni, Sereno è un must secondo me, perché è una canzone che rimarrà per sempre, che noi abbiamo amato nel passato, hanno ancora voglia di dire qualche cosa. Non è perché io qualche anno fa dicevo attenzione che sui 70-75 bisogna un po' ritirarsi, ma io mi riferivo ai presentatori televisivi, e ogni riferimento in particolare è del tutto casuale, presentatori televisivi o altri personaggi che calcano in una maniera abusiva, continua, le scene, ma il cantante è uno che appare ogni tanto. Io ricordo sempre con piacere certe trasmissioni che non ci sono più, dove si invitavano questi cantanti con eleganza, con moderazione, si invitavano appunto a presentare la loro ultima canzone, senza bisogno di rumori strani, di sottofondo, eccetera, eccetera. Il gusto popolare vero non vuole il frastuono, ecco, ama la discrezione, perché nel cuore si è gentili, anche se si è poveri, o appartenenti, come vi dicevo l'altro giorno, alla piccola borghesia. Allora, quello che conta è vedere rilanciato definitivamente Drupi con la sua caratteristica voce cavernosa, ecco, che è veramente inimitabile secondo me, perché chi trovate oggi, la trovate un po' al femminile con Giusy Ferreri, che è molto più giovane, naturalmente ha la vita ancora davanti. Abbiamo visto Umberto Tozzi che prepara il musical dedicato a Gloria, sicuramente ne riparleremo. Vediamo il ritorno di Drupi, speriamo appunto che giustamente Semmi diceva, ma come non si fanno più trasmissioni in cui si ripresentano questi personaggi, no? Giampieretti, se sei bello ti tirano le pietre, scusate sono stonatissimo, se sei brutto ti tirano le pietre, via. È stato un must, perché allora era appena dopo il 68, no? Noi vivevamo da Pueblo, ecco, orinante e sanguigno, viviamo quella realtà lì. Ecco, cioè voglio dire, non puoi sottrarti a forme di linciaggio morale. Il mondo va così. Cosa dobbiamo fare? Guardate il caso di Trump e non dico nient'altro. Quindi bellissima l'idea di questi personaggi di ripresentarsi con coraggio, richiamateli anche a Sanremo se è il caso, ridate a loro quella voce che gli avete tolto. Ho sentito anche un'intervista a Don Bacchi, temperamento un po' isterico, ma in senso buono, iperattivo, proattivo, eccetera, eccetera, e ancora pronto a sfondare. Pensate che la canzone che cantava Marisa Sannia, quella Casa Bianca, che l'aveva scritta Don Bacchi,
perché si riferiva a una casetta bianca che c'era a Pisa, non in Sardegna, ma a Pisa. La povera Marisa ci ha lasciato tanti anni fa, ho pensato com'era bella quella ragazza sarda. Marisa, speriamo che dal cielo tu riesca ad aiutare tutti questi cantanti âgés che si ripropongono alla nostra attenzione. Cotto e mangiato è il titolo di una trasmissione televisiva, ma è il titolo anche di una rivista che trovate in edicola. L'ultimo numero di Cotto e mangiato, in chiave decisamente di cultura popolare, propone un rilancio di un piatto, un tipo di piatto, diffuso abbastanza in tutta Italia, ma penso, da quello che ho letto, soprattutto al centro-nord, la polpetta, volgarmente chiamata in milanese mondeghili. Io ho fatto scorpacciate di polpette quando avevo 7, 8, 9, 10, 12 anni, complice il fatto che una mia, non la mamma, che non amava molte le polpette, e chiedo scusa perché si trova in paradiso in questo momento, non la voglio disturbare, ma una vicina di casa che mi aveva preso come suo secondo figlio dopo la morte del primo reale, mi proponeva continuamente, appunto, mi sollecitava, venendo dai piani inferiori al mio piano superiore dove stavo, appunto, no? Ufa i mondeghili, te vegni giò, diceva in milanese. Lei era milanese sanguigna, quindi mi proponeva ste polpette. Mamma mia, come sono buone le polpette, bisogna saperle fare. Io non sono un cucinatore, però dico, queste riviste che troppo spesso vengono tacciate di modernismo culinario, no? Fanno bene invece a salvarsi l'anima riproponendo vecchi cavalli di battaglia, ecco, della nostra infanzia, del mondo popolare. Non mi interessa ancora una volta la tecnica di composizione di ricetta. Sono sicuro che tra le nostre ascoltatrici di tutto il mondo ci sia chi sa fare le polpette in maniera egregia. Le componenti, sappiamo, possono essere diverse, sia vegetali che carne, pesce e quant'altro. La polpetta cos'ha di diverso rispetto a tutto il resto della carne? La si ingurgita in maniera, cioè riempiendo la bocca, cosa che non accade con le altre proposte. Certamente bisogna mangiarla molto lentamente. La polpetta non si manda giù tutto d'un fiato, ma la si rimastica continuamente, in modo, appunto, quasi volontariamente, che i pezzi di questa polpetta si incunino negli anfratti più nascosti della nostra bocca. No, scusate la volgarità, la porca volgarità, no? Ma questo è tipico della cultura popolare, in modo tale che la lingua poi sia costretta ad andare a ricacciare fuori da questi anfratti i pezzi di polpetta. E poi, man mano che scende nello stomaco, la sensazione non è quella, capite, come di fronte a una bistecca che va giù e non torna più, ma quella, appunto, di un rimasticare continuo, no? Di un chilochimo, di un rifarsi come nella betoniera, no? Di qualcosa quindi che continua a far godere ampiamente tutta la nostra voglia di vivere e di incantarci. Quindi subito in edicola a comprare l'ultimo numero di Cotto e mangiato, il nuovo trionfo delle polpette. C'è invece un'altra pubblicazione che sono i Meridiani. I Meridiani si interessano di geografia, non come il piccolo Giano che ero io, ma proponendo tante realtà di ogni parte d'Italia, di ogni parte d'Europa, di ogni parte del mondo. Questo perché chi dirige la collana ha capito che il turismo è diventato una scienza.
nel senso che si riesce a capire meglio dove andare se ci si informa bene. È il caso di questo meridiano uscito recentemente, dedicato alla Lucchesia, Lucca e dintorni e anche Versiglia. Per chi viene da Milano, anche per chi viene da Venezia, da Torino, ovviamente da Genova o da Bologna, la Lucchesia è un vero e proprio paradiso terrestre, tutto da scoprire nel suo interno. Parliamo ovviamente della Garfagnana, parliamo di Lucca e dintorni. Lucca è una delle città più belle del mondo, con le sue mura, con i suoi monumenti, eccetera, eccetera. Parliamo della parte che dà verso il mare, e ovviamente della mitica Versiglia. La Lucchesia è una terra baciata dal tramonto sul mare, ma anche da certi colori che aveva già individuato Michelangelo nelle vette delle Alpi Apuane. È cielo e terra, è montagna e distesa marina, è sabbia dorata. La Lucchesia è medioevo, ma è anche, proprio come Giano, futuro, perché è sempre stata pronta ad anticipare i tempi. Pensate, quando la Toscana era già tutta rossa e qualcuno temeva negli anni 40 che si andasse verso il comunismo, la Lucchesia votava bianco, votava Democrazia Cristiana anticipatamente e fu tra le leve principali della vittoria della DC. No, non che io lo dica trionfalmente, perché non mi sento un democristiano, ma né vivo né morto, né nel passato o nel futuro di Giano. Però bisogna riconoscere che, diciamo così, il fronte anticomunista ha agito a Lucca, in una terra come quella toscana, no? Dove la tentazione continua di lasciarsi andare a quella deriva è presente e oserei dire violenta, in senso non materiale ma morale. Ecco, sicuramente Lucca è stata qualcosa di importante e di interessante. Il Meridiano riesce a illustrarci tutto questo in maniera praticamente perfetta. Quindi serve per capire anche la terra dove sono nati i genitori di Giuseppe Ungaretti. Ungaretti poi nacque in Egitto, però era di origine lucchese, e in tante sue poesie lui rimemora tutto questo mondo. La Lucchesia è la terra in cui Pascoli vuole andare a vivere passando dall'Adriatico al Tirreno, e lì troverete appunto ancora la sua seconda casa, se così possiamo dire. Adesso sta uscendo un film, mi sembra, su Pascoli. Questa trasmissione non è una trasmissione di cinema, anche se ogni tanto noi ricordiamo persone che hanno agito come Brigitte Bardot nel mondo del cinema, con la loro caratterialità, con la loro capacità artistica, eccetera. Però sicuramente questi film che hanno un riferimento letterario, come quelli di Martone su Leopardi o altri che vengono fatti su altri personaggi, speriamo in futuro anche Manzoni, Dante ce l'ha proposto Pupi Avati, no? Quindi insomma ogni tanto il cinema fortunatamente si interessa anche di letteratura, e quindi stiamo aspettando l'esito di tutto questo. Mi sembra di essere davvero arrivato alla fine, e cosa vi devo dire ancora se non Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il